una vallata importante come questa, che ha conosciuto l'invasione della prima guerra mondiale dopo la web, alla televisione, sui giornali, e sono notizie che si ripetono, e che era la testimonianza di un movimento di liberazione. Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigian, per scacciare l'invasore all'istante non doman, per scacciare l'invasore all'istante non doman. E si arrossan le bandiere tinte nel sangue del partigian, giù dai monti a valle schiere, sotto il fuoco avanti van. Giù dai monti a valle schiere, sotto il fuoco avanti van. Partigian bandiera al vento, sempre uniti noi saremo. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. I nemici e i traditori saranno scacciati con l'acciar, e il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mar. E il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mar. Combattiamo per vendicare tante fami e atrocità. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Dovete fare la tessera voi anche? Sì. Quello che avete appena ascoltato è il Coro Popolare della Resistenza. È nato a Udine nel febbraio 2012, dall'idea di un gruppo di persone che hanno a cuore la democrazia, l'antifascismo e la Costituzione, e che fanno parte del Circolo Arcimis K e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Così è nato un percorso di studio con due profonde conoscitrici della canzone popolare, Kaia Grimaz e Nicoletta Oscuro, che hanno guidato il gruppo nella preparazione del repertorio. Pian piano il coro si è fatto conoscere in tutto il Friuli e a distanza di un anno è stato invitato a partecipare a più di una quindicina di manifestazioni. Ad ogni sua esibizione, il Coro Popolare della Resistenza riesce a coinvolgere il pubblico, tant'è che si finisce sempre a cantare Bella Ciao tutti insieme. Dalle officine, dai campi risuona l'inno fervente della gioventù, l'inno che sgorga con forza mai doma, gridando a basso fascismo e schiavitù. L'inno che sgorga con forza mai doma, gridando a basso fascismo e schiavitù. Era il 25 aprile dell'anno scorso quando alla festa di Sant'Osvaldo Ornella ci chiamò intorno a sé e ci disse: ma perché non facciamo un coro della Resistenza e cantiamo le canzoni partigiane? Io mi ricordo che nessuno qui
aveva idea di cosa fossero le canzoni partigiane e neanche di che cosa significasse fare il coro della Resistenza. È funzionato così, l'Arci naturalmente è frequentato anche da persone dell'Ampi, io stessa, ossia la tessera Ampi che la tessera Arci, e quindi abbiamo messo insieme queste due realtà per poter far sapere che c'era questo progetto, chi volesse partecipare poteva partecipare a questo progetto, ed è stato un invio di mail da parte di tutti e due i circoli ai soci vari, insomma. Attualmente siamo una quarantina e più, insomma, siamo sui 45. Non avremmo mai creduto che poi avesse il successo che ha avuto, cioè non ci credevamo neanche noi, sembrava quasi fosse una necessità, quindi una forma di espressione che immediatamente in tantissime persone hanno accolto con entusiasmo, e alla fine ad esempio adesso siamo in 57, non sempre ci ritroviamo tutti il martedì, però siamo in tanti. Quello che succede quando si canta insieme, quando si costruisce un canto e proprio si canta in coro, c'è qualcosa di ineffabile che però accade, che passa tra le persone e alla fine si sta meglio, si è messo in moto qualcosa. Normalmente questi sono canti per le manifestazioni, cioè sono canti su cui si poteva lavorare per riuscire ad avere una parola comune. Poi, chiaro, finito un certo periodo storico, questi canti sono anche caduti in una area protetta, cioè in un'area, dopo un periodo di rifiuto, comunque di abbandono, in un'area in cui erano quasi cantati in maniera filologica. La cosa interessante è quella di riattribuirgli la funzione che avevano, adattandola al contesto nostro, al contesto attuale ovviamente. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti,